A Ponzano Veneto sicuramente non si potrà parlare di comuni a rischio criminalità, ma 3 scippi nel giro di una settimana hanno cominciato a destare qualche sospetto tra carabinieri e polizia locale, tanto che il primo cittadino della comunità, Antonello Baseggio, chiede ai suoi abitanti di prestare molta attenzione e di non poggiare le borse nei cestelli delle biciclette. Ricapitoliamo cosa è accaduto. Durante la settimana 3 persone anziane sono state vittime di altrettanti scippi alle proprie borse, tutti in bici come il ladro, dalle testimonianze raccolte dai militari. Un uomo si avvicinerebbe ai suoi obiettivi per portare via borse ed altri oggetti. Secondo i carabinieri lo scippatore dovrebbe essere una persona giovane che di solito colpisce anziani e le zone scelte sarebbero quasi tutte isolate e vicino a strade di campagna, così da far perdere le tracce. È sempre la stessa mano che agisce? Sì, sono venuti nei passati giorni 3 episodi a Castagnole, mi è stato riferito, noi ne abbiamo avuti 3, tra l'altro uno a Merlengo, uno a Paderno e uno a Ponzano, ce ne sono stati altri verso Santabona a Treviso, stando alle forze dell'ordine sicuramente una persona che abita in questa zona e quindi ahimè credo che finché non verrà preso potranno riaccadere, quindi bisogna stare molto attenti ed allerta. Il sindaco preoccupato ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, aspettando altre telecamere di videosorveglianza che saranno installate nei prossimi mesi. Ma intanto è caccia all'uomo. Su questa via hanno fatto uno degli scippi. Lì a Marconi, sì, probabilmente dallo SPA che si stava dirigendo verso l'abitazione qui, nella frazione di Ponzano. Però ripeto, non ho notizie perché non c'ero. Sì.